te, non deludermi. Bella raga, ciao a tutti il comandante Veneziano, siamo in Cina, partiamo decimi, Webber settimo, una gara favorevole, quindi il Q3 ci sta. Facciamo la sprint e poi ci speriamo anche la gara, ovviamente, vera e propria. Go, go, go. Partenza buona. Qua possiamo fare punti già nella sprint, perché ripeto, la Cina è una gara che amo e che so che di solito porta a casa bei risultati anche su livelli difficili con macchine non al prestazionalissime. Molto bene. Subito partenza molto bella. No, Gigi, mamma mia, Gigi. Ma se non ho neanche... Vabbè. Molto fiscali quest'anno, eh? Adesso attento all'effetto scia, comunque ha fatto bene il gioco quest'anno, rispetto all'altro anno un'altra cosa, poi graficamente è migliorato tanto, tanto, insomma, non è il miracolo, però una bella, finalmente una bella rinfrescata. Faccio tanta fatica in trazione, mamma mia, in certe curve perdo tantissimo. Però la Cina è terreno di caccia per il Cuba. Dai che già nella sprint voglio fare qualche punto. Attenzione, e se le danno di santa ragione Tsunoda e Oscarone, infatti mi ciuccio Piastri, mi ciuccio. No, qua se faccio il sorpasso qua spacco fuori tutto. Tanto qualcuno ai box, ho visto un tamponamento infatti. Ok, DRS disponibile. Avevo visto un'ala partire. Nelle gare favorevoli ancora il Cume può dire la sua, eh? Lotta con Tsunoda. Siamo quarti, raga. C'è una macchina, comunque buona, Weber è sesto, c'è una macchina da centro classifica ma verso l'alto. Saranno 10 giri esplosivi. Yellow flag, yellow flag. Una leggeri, attenzione, qualche problema dietro. Fuori Albon, Bandiera verde. fuori Siamo di Albon. nuovo in gara. Attenzione, le McLaren volano, ovviamente ci sta. Provo a buttarmi all'interno. Chiaramente faccio fatica, il motore cioè la McLaren è un'astronave, è lunghissimo qua. Fa attenzione quando segui la scia della vettura che ti precede. Se avverti un po' di sottosterzo è perché sta emettendo aria sporca che influisce sull'aderenza delle Che nostre Weber è gomme. dietro di me. Cerca di sorpassare. Molto buone qua. Dai che si vola. In Cina abbiamo tutto per poter fare una gara anche da podio. Nessun problema alle gomme da riportare, concentrati sulla gara. Sapete che dove comunque amo la pista vado bene, dopo dove vado male arrivo anche ultimo. Non ho mezze misure. No, poi è chiaro che se dovessimo migliorare tanto la macchina possiamo anche aumentare la difficoltà. Questo pilota brasiliano vuole dimostrare di essere un fenomeno. Vedremo se sarà possibile tutto ciò.
Webber è 1 secondo e 8. Vola Come vola. Qua però è pericoloso. Dopo abbiamo delle qualifiche che è prevista pioggia, non dico sicurissima ma quasi, la gara lo stesso, possibilità di pioggia. Ancora yellow flag, yellow flag. Ok, via libera. Hanno detto che la safety car, anche Ocon fuori, non una sprint, sì, che ho messo anche aumentata, e questo è l'unico vero problema. Che la safety... E poi dipende, su PC per esempio esce di più con le mod. Posizione un po' appiattita e Marcolino Webber adesso si sta avvicinando. La sprint possiamo sempre farla vedere tutta, lo ritaglio un po' di più sulla gara totale. A questo punto qua il tracciato è dove guadagno di più. Qua si vede che ha un buon passo però, Il fastest c'è la Norris che perde la posizione su Verstappen. Il vero problema dei giochi moderni della Formula 1 è che i piloti non sbagliano rispetto al GP4 o F1 Challenge, che invece i piloti vanno in testa a coda e fanno ste robe. Questa è l'intelligenza artificiale che è fatta un po' col culo. In certi punti, però guadagno tanto in altri, perdo in altri, quindi la compensazione è questa. Però già arrivare al quarto sarei molto felice nella sprint. Anche mi piacerebbe arrivare quarto anche nella gara, diciamo, normale. Qua sempre un po' lungo. Lungo è qua, sbaglio, niente, c'è in certi momenti. Siamo anche vicini, ci manca quel qualcosa ancora. Dai Kuma, anzi dai Ayrton. Anche Webber bene, sono contento. Comunque sento già la macchina un po' meglio con i primi aggiornamenti sul telaio, che è appunto dolente, qua un po' di sbavature, infatti le gomme si sporcano bellissimo l'effetto texture delle gomme. In testa alla corsa Max Verstappen, al secondo posto Lando Norris. Webber, dai, Webber, stiamo un po' distanziando Webber.
Non è impossibile prendere Tsunoda, che non voglio far cappelle. Dai, 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 grandissimo. Sul passo al limite, ma se non mi dicono niente io vado. Bello, che sorpasso. La Cina è una gara che mi gasa. Dopo magari vado in Arabia, ultimo posto, ritiro. Quello è il discorso che io ho le gare super e le gare di merda. Le vie di mezzo non sono roba del cume, purtroppo. E a caccia il cume. Il cume a caccia. No, ecco, questo è un errore che non devo fare. Come sono le gomme? Insomma, le gomme stanno cominciando a patire. Attenzione che Tsunoda può recuperare, il Tsu. Non ho neanche il DRS, quindi è pericoloso, infatti guardate Tsu. Occhio al Tsu. Mamma mia che rischio, ecco, ho leggermente toccato l'ala. Ah! Abbiamo dato un'occhiata ai danni e secondo noi puoi proseguire. Ci Com'è? costerà un po' in termini di tempo, ma comunque siamo quasi alla fine della gara. Porca miseria. Dopo adesso devo fare l'errore. No, sì, vedi i problemi, ai ai ai. I problemi li percepisco. Che cappella che ho fatto. Mi sono un po' accorto. Attenzione, sta arrivando anche Webber, ai ai ai. Peccato. Posso prendere ancora meno in pieno adesso. Attenzione Webber. Perché è bella però la macchina. Mi supera anche... Attenzione! Non ci credo. Non ci voglio credere. Ho parlato che non fanno mai errori, vedo l'errore. No, vabbè, fiori. C'è anche Gigi però. C'è Gigi Hamilton, signori. E quando c'è Gigi Hamilton so cazzi. Ma che cazzo di... Ma che bloccata ha fatto Webber? Mamma, se ho rischiato. Pazzo Webber. The Crazy Webber, adesso me lo ciuccio però. Forse posso ciucciarmelo Webber. Ultimo giro, dai, ultimo giro. Sarà lotta bellissima. Cerchiamo di non far danni, ovviamente, perché se mi faccio autodanni so cazzi. Comunque non è detto che userò sempre Senna, può essere che magari potrei comprare qualche altro pilota, dipende, quindi per il momento è chiaro che voglio portare il titolo con Ayrton. Ancora Webber sta veramente tirando al massimo. Webber vuole la seconda posizione, ma cioè, Webber non rischiare, cazzo.
Qua purtroppo, qua sento l'ala un po'... non ci credo, mamma mia! Non ci voglio credere. Sono andato leggermente in testa a coda e ho beccato Gigi Hamilton. Ci siamo beccati per colpa di proprio di ho fatto una... Sottostocca è un po' danneggiato, avvertirai la Ho differenza rischiato di a fare breve. proprio il testa a coda. Non ce la faccio più tra le gomme e l'alettone è andato. Siamo in crisi nera, cercare di portare a casa almeno la quarta posizione. Che fatica. L'è dura, l'è dura. No gom e no Alet. Sarà dura tenere la posizione. Ai ai ai. Sì. Vado un po' lungo. Prendo una 3. No, fiori no. Mi supera anche Gigi. Max vince la sprint. Bellissimo sorpasso. Mi riprendo la quarta. Yes. Buono, buono. Bravo. È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Prendi la gomma e portala a casa, no? Ottima sprint, ottima sprint. E pilota anche del giorno. Ha fatto tanti sorpassi comunque. Ci sta. Mamma mia. Ora che si è conclusa la sprint, Beh, rimangono 5 ancora le punticini qualifiche e me li ovviamente sono la gara pigliati. principale, il Gran Premio di Formula 1 di questa settimana. Vi aspettiamo. Raga, pole position incredibile. Sotto la pioggia. Il cume vola. Non ho parole. Weber malissimo, ma io fiori show. È prevista pioggia, ma con un po' dopo di metà gara, ma forse anche prima, dipende dalle previsioni. Diciamo sereno, tra virgolette. Ok, quindi qua no, andiamo, ecco, magari 28 e 6 e andiamo. Possiamo fare il podio, vincere non lo so, il podio sì. Ed è anche una grande partenza del Kuma. Adesso vediamo dopo, chiaramente abbiamo visto nuvoloso, quindi non subito sole, quindi secondo me dopo staremo un po' con le gomme intermedie, nonostante magari non ci sia più la pioggia, vedremo. Però a fianco alla pioggia possiamo vincere, si può vincere Beppe, si può vincere. Chiaramente in gara è un po' diverso dalla qualifica, non è un giro secco, come sto facendo Q1, Q2, Q3, in tutte e tre le qualifiche è pole. Con la pioggia voliamo un po' come il vero Ayrton, perché Ayrton volava sempre. Perché possiamo portare punti fondamentali per la scuderia, perché lo sapete, io certe gare o faccio stupendamente bene o stupendamente male. Certo, al posto di 24 gare diverse, tutte 24 in Cina, è mondiale assicurato per il Kuma. La Cina mi piace tanto. Ok, usiamo un po' la batteria, cominciamo a sfruttare tutto, però siamo tutti là, non me ne sto andando, Beppe, sta piovendo bene comunque, eh? E il primo giro è andato, ne restano 27. Questo è il punto dove viene assoluto guadagno di più. E dove ho fatto la qualifying session. Qua magari ho potuto prenderla un po' meglio. Quella pioggia c'è. Comunque non sto dominando, quindi il livello ci sta nonostante sia una gara iper favorevole. Sicuramente in qualifica, cioè in qualifica ho dato tanto, perché ho dato quasi un secondo. Però Max là sono tutti là, raga, sono tutti là.
di Norris pazzesco. Inizio gara non fanno errori di testa a coda, paf, errore di Lando. E mi sono pigliati i primi 5 punti con Ayrton. Sarebbe bellissimo vincere. Adesso taglierò un po' di più perché comunque la sprint voglio farla sempre intera perché ci sta secondo me. Dopo vediamo, può essere che posso magari anche tagliare la sprint perché è anche vero che ho meno colpi di scena teoricamente. Anche se in realtà non è stato così. Attenzione, Max si invola. Diamo l'interno a Max purtroppo. No, qua la sbaglio leggermente e Max subito ne approfitta. La tua ala anteriore è danneggiata. Non spingere Sì, troppo finché non la danneggiata, ripariamo. dai. Non La peggioriamo la giriamo. situazione. No, soft però. Ti preparo con le medium in caso. Pensavo di dominarla di più dopo la pole super, invece no. Abbiamo sempre una scuderia non ancora al top come componentistica. Potresti avvertire un po' di sottosterzo ora che stai seguendo la scia della vettura Stavo. davanti a te. Cerca di effettuare il sorpasso al più presto. Non è proprio semplice, vecchio mio. È pur sempre Max. E comunque Norris è là. Vado ai box, metto le gomme medie. Secondo me da medium adesso. Quindi va ai box anche Norris, quindi forse anche lui è la mia idea. Vediamo. Cos'è che mette Norris? Ok, medium. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Norris. Ancora l'intermedia, è pazzo. Dai, non è più dai, non è più da intermedie. DRS. Perdere tempo qua. Yellow flag. Sainz fuori. Il radar mostra sereno, le condizioni meteorologiche per adesso sono buone. Le gomme da asciutto sembrano le più Sì, veloci per ok. ora. Infatti vai box max. Box max. Vediamo se ma non ce la faccio a recuperare. Devo andare ai box forse 2 giri prima. Adesso ci sarà il valzer. E per guardare il radar va in quarter. Che va un bel vantaggio. Negli ultimi 3-4 giri in condizioni di asciutto non ho il ritmo con quello in condizioni da pioggia purtroppo. Infatti Max rimane tranquillamente al comando. Guarda, vaffanculo, mi sono fatto trascinare dalla scia forse. Quanti errori adesso. Piastri si sta fermando. Però Verstappen alle hard, attenzione, Verstappen può finire la gara, forse ho sbagliato. Perché io teoricamente dovrei entrare nei box al 26esimo giro. Arriverò, se finisco la gara, se voglio finire la gara faccio gli ultimi 2 giri praticamente Mark sta rientrando per la senza sosta. gomme. No good. Io ho 10 secondi da Max, vediamo. Ci vorrebbe una safety car, e così faccio un po' di giri senza consumarle troppo e arrivo tranquillo. Ma figurati, se ho sto colpo di culo. Tanto vediamo se ho ritmo per recuperare.
Tanto qualcuno ancora con l'intermedium, pazzi, pazzi. Il distacco dalla vettura che ti precede è 6,6 Comunque secondi. previsioni non esatte perché alla fine, prima di metà gara, c'è stato diciamo il cambio gomme e siamo passati a una gara d'asciutto. E mo vediamo se c'è il passo. No, per il momento non mi sembra che sto recuperando. Max vola. Ha fatto un bel rischio a mettere le medium. Vedremo. Ovviamente Hai fastest. registrato il miglior tempo, continua così. Settimo, quindi metto le soft e poi tenterò la rimonta, ma sono troppo messo male, rischio di arrivare a fine gara distrutto o di forare. Dai. Veloci. Siamo già sesti. Teoricamente sulle soft e vai. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno a Comunque non palla. sono l'unico a avere l'intermedium, solo che tutti sono dietro purtroppo, quindi è stato un errore. Adesso faccio una bella carica così mi piglio almeno il fastest, che non dà punti ma è soddisfazione. Solo che sono lontano. Cioè, salvo, probabilmente la safety car mi darebbe l'aiuto che mi serve. Che era dopo tutti i compatti con le soft, potrei addirittura vincere in 2 giri. Niente, ho cannato, devo mettere con l'intermedio, andavo tranquillo, secondo. Ero già al 60% di usura su 2 gomme su 4. Ricarichiamo bene la batteria. E poi si va a bombazzo. Peccato. Però non è detto, mancano ancora giri, qualcosa può ancora succedere. Certo no, ecco, se mi arriva la red flag mi incazzo perché è una sosta sprecata la mia, ovviamente. Però sto guadagnando chiaramente e ci mancherebbe anche altro. Ok, il distacco è 0,0 secondi. Adesso devo fare 7 giri, 6 giri da qualifica devo fare praticamente. Però con la pioggia sarebbe stato meglio, con la pioggia vincevo, cazzo, secondo me. Purtroppo non potevo rischiarmi con le gomme, raga, so che... Nessun problema alle gomme, continua a mantenerle così. Infatti altra gente va ai box, ovviamente. Quelli che come me hanno messo le medium hanno sbagliato. C'è poco da fare. Però guarda quanto sto guadagnando adesso. Però non ho il fastest, cioè pazzesco. Verstappen ha fatto dei giri i primi con le hard devastante. Cioè. Livello tosto, livello importante. Però ero secondo con una strategia diversa. Che sborro già il 20%. Per me l'usura è più grossa del previsto perché mi dava 8 giri, 8-10 giri di durata. Beh, carità, ce la faccio, però il prime della gomma fra un po' è andato, è lungo qua. Madonna, attenzione. Adesso arriva il fastest, che sono un attimo tagliato forse alla fine. Però già il 25%. Adesso sta arrivando il sole, questo può aiutarmi, però me la fa usurare prima, ma forse mi dà prestazioni migliori, vediamo. Vediamo se è così.
stacco dall'auto davanti, 2,5 secondi. Tanti vanno ai box ovviamente, tutti quelli con le medium, non sono pochi. Non sono pochi con le medium. Che errore che abbiamo fatto tutti però. Ok, Gigi Hamilton dovrei beccarlo. Sono 2 mescole di vantaggio. ...23 laps su 29. Dai, spingi, spingi. Beh, Verstappen comunque gara illegale. Gara illegale di Max. Sta uscendo il sole cinese. Dai che Gigi lo possiamo tranquillamente superare. Già Russell lo vedo più dura 4 secondi. No, errore, errore. Gomme, dai, gomme ancora buone. Attenzione, bloccaggio davanti. Bloccaggio, no. Cazzo, non lo so. Come qualcuno forse ha bloccato. Non sto capendo più nulla. Penso di aver fatto la scelta giusta a mettere le soft perché veramente adesso sei già tipo al 70-80% e avevo meno giri per recuperare, solo che qua faccio un'altra sbavatura, troppa fretta come, troppa fretta. Ho bisogno del DRS. Dovrei avercelo il DRS. Spero di sì. No, porca. GGF, ah sì, eccolo là. Su qua mangio tanto a Gigione, ciao Gigione. Sono qui piccolo Gigione. Solo che il prime della gomma è andato. Attenzione yellow flag, yellow flag. Attenzione, va a parte. Occhio, 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 occhio. Russell, Russell godo. Russell Alcune godo. informazioni su Russell, è fuori dalla gara. Fuori Russell. Fuori Kurt Russell. Sì, ma devo prendere la quinta piazza però, dai, non posso non superare Gigi. È vero che adesso la gomma non è più prestazionale. Ritiri ne stiamo vedendo. Virtual Safety Red ancora no. Ma siamo alla seconda gara, dai, ci sta. Ma siamo tutti là comunque. Il podio non era tanto lontano e con queste gombe potevo fare meglio. Ci sta, tutto più vincente. Qua faccio le cagate. Mi sembra impossibile non riuscire a pigliare almeno Gigi, però. Dai che servono punti. Servono punticini irridati. Incredibile Giorgione Russell. La tensione si taglia. Affettine obese. In testa alla corsa. E adesso però sono veramente attaccato. Mi manca quel qualcosa ancora.
ancora tempo per pigliare almeno Gigi. Stai distanziando l'auto alle tue spalle a ritmo di 3 decimi a giro. Dai, 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 dai. Nuvole. Adesso c'è ancora una yellow flag, però era solo un testacoda. Dai che Gigi è mio. Non capisco. Due mescole più morbide, ma non riesco a superarle, perché la macchina ancora non è ai livelli di McLaren. No, attenzione. La cagata dovevo farla. E l'ho fatta. Ah, fa culo. Basta. È andata. Beh, abbiamo un po' di danni all'ala anteriore, ma non è abbastanza da poter giustificare una fermata ai box per i giri che mancano. Beh, hanno messo frasette in più, però sono un pirla. Oh, ma Gigi non si piglia, Gigi non si piglia. Neanche col DRS, male. Questo mi ha un po' deluso perché Gigi dovevo pigliarlo, adesso chiaramente la macchina non tiene più. Questa dimostrazione che il livello di difficoltà va benissimo, a parte con la pioggia abbiamo capito che posso vincere anche delle gare, forse, quelle favorevoli quantomeno. Però in condizioni d'asciutto mi manca ancora qualcosa, togliendo che io vabbè, sono una pipa atroce, cioè questo è il discorso. Però a 85 in questo momento sembra il livello giusto. Comunque il gioco molto molto più bello. Rispetto l'anno scorso un po' delusione atrocissima. Peccato la lettone così, guarda quanto ho perso con la lettone è andato. Comunque buoni punti oggi in questo weekend tra la sprint e la gara normale. Vince Max. Oh, 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 oh. Sì, la macchina è andata. No, vabbè, insomma, avete capito. No grip, no grip. Sparo la gomma all'80% all'anteriore sinistra. Va bene così, molto felice Ayrton per punti importanti per se stesso e per la scuderia. Signori, il talentissimo c'è. Good, molto bene. Ok, prendi la Di la gomma e gomma e portala a portala a casa. casa. Sesta posizione. Peccato perché potevo assolutamente superare Gigi e forse anche un altro. Lance Stroll MVP. Vittoria per Max Verstappen. Finché non vado a podio non guardo niente. Dopo una gara del Alla genere, il Weber mondiale di settimo alla Formula fine, 1 è più bravo. incerto che mai. Restate con noi perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo. Ok, no, in realtà non ha preso punti però. I risultati di gara. Infatti. Vabbè, comunque almeno il fastest, dai. Doppio telaio e doppia aerodinamica, siamo sempre là, al quarto posto. Regolamenti struttura. Qua un po' di soldini. Morale. Sì, prima facciamo quello. Ok. Qua miglioriamo un po' di soldini. Cosa possiamo migliorare qua? Mm.
aspettare. Beh. Aspetterei 1.300.000. Non ho fretta, non ho fretta. Raga, sotto il comandone veneziano andiamo a vedere la classifica che vede Ayrton 13 punti, Webber 14, nella costruttori siamo quarti, va benissimo, molto bene. Raga, un saluto del comandone veneziano, ci becchiamo per la prossima tappa in Giappone. Per fortuna Emirati Arabi, Arabia Saudita è fra un po'. Quindi Giappone, buona gara per me, soprattutto Bahrain, là voglio appunto la vittoria in Bahrain. Raga, un saluto da Okumendo, veneziano. Ciao!